È davvero bella, cari sposi e cari gruppi familiari, l'espressione che dà il tema alla festa del 26 giugno. L'amore familiare, vocazione e via alla santità. Che l'amore familiare sia una chiamata alla santità fa parte ormai del patrimonio che la fede cristiana ha maturato in modo tutto particolare in questi ultimi decenni, a partire dal Concilio. Se ogni battezzato è chiamato alla santità, ovviamente anche due sposi sono chiamati alla santità e i figli di questi due sposi sono chiamati alla santità e l'intera famiglia lo è. Ma per quale via raggiungeranno questa destinazione alla santità? È la via dell'amore familiare. D'altra parte lo capiamo benissimo, l'amore familiare non è altro che una delle forme in cui si attua il comandamento di Gesù, quello che egli chiama il suo comandamento. Questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io vi ho amato. La santità non è fare cose straordinarie, miracoli o cose simili, ma è impegnarci, sforzarci di amare in modo sempre più simile a Gesù. E l'amore familiare è una di queste forme, quindi è una delle vie per la santità. Su questo non c'è il minimo dubbio. Forse noi dovremmo essere più convinti di questa vocazione e di questa possibilità. E io mi auguro che il convegno che voi farete sia un aiuto e un'opportunità per maturare questa convinzione e trovare un po' di forza di più, magari, per realizzarla. Un grande saluto, un grande augurio, vi sono certamente vicino, ci vedremo in quel momento per la celebrazione di questa festa che ci coinvolgerà tutti. Domenica 26 giugno si svolgerà per la nostra diocesi un incontro a Bibione. Questo incontro è rivolto a tutte le famiglie della diocesi. Quella domenica 26 giugno in tutto il mondo, in tutte le diocesi, ci saranno degli eventi che concluderanno insieme il 10° incontro mondiale delle famiglie che è stato voluto dal Papa. Ci ritroveremo presso l'Hotel Residence Santo Stefano alle ore 14:30, dove vivremo un primo momento divisi tra adulti, genitori e bambini. I bambini saranno animati dal gruppo Il Fanciullino di Oderzo, mentre gli adulti genitori seguiranno una testimonianza da parte di Antonio Fantin, atleta paraolimpico alle ultime Paralimpiadi di Tokyo 2021. Al termine della testimonianza ci ritroveremo insieme come famiglie per un momento di condivisione e alle 17:30 vivremo la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Corrado. Vi aspettiamo numerosi per condividere la gioia di essere famiglia. Per le iscrizioni consultate il sito della diocesi oppure scrivete alla mail famiglia@diocesivittorioveneto.it. Vi aspettiamo, a presto! Ciao!